Allora, intanto dici come ti chiami Mi chiamo Miriam. Oh, e vieni? e sono di origine ghanese, ma sono nata in Sicilia, a Palermo. Senti un pochettino, il presidente Napolitano ha detto che tutti i giovani di origine straniera che nascono in Italia devono essere italiani. Tu cosa ne pensi? Io sono d'accordissimo perché alla fine siamo come loro, siamo nati qua, abbiamo imparato le loro culture, cioè io mi sento italiana al 50% perché mi sento anche molto africana, quindi sono metà e metà. Tu sei mai stata nel tuo paese? E una volta, tanti anni fa, nel 2000, ero piccolissima. Mi dici anche tu come ti chiami, da dove vieni? Mi chiamo Isetu, vengo dal Burkina Faso. Sì. Burkinabe sei? Sei Burkinabe. Burkinabe? Vabbè, bene. Sì. Sei nata qui in Italia? Sì, sono nata qua in Italia. Allora, Miss Africa Veneto, cosa vuol dire? Raccontaci un po' come avviene, come è nata. È nata da mia cugina che ha pensato di fare anche qua un evento per far vedere a tutti che ci sono le ragazze qua e ce ne sono anche belle. E niente, abbiamo chiamato le altre ragazze per vedere come organizzare questa cosa, nonostante noi non lavoriamo. E vabbè, dopo mia cugina ha chiamato Usman, che lui fa parte dell'Unione Immigrati, e niente, lui ci ha aiutato un po' ci ha dato una dritta su dove andare, chi chiamare, cosa fare, e ci vedevamo ogni volta dopo scuola per vedere un po' cosa fare. Ma dopo Miss Africa Veneto, organizzerete anche Mister Africa Veneto? Può darsi, ci avevamo pensato. Ok, Sì, si può fare? sì. Allora, intanto nome, da dove vieni, dove sei nata, e poi ti chiedo una cosa. Va bene. Beh, sono Ruth, sono nata a Palermo. E Nigeriana sei? Sì, e sono di origine ghanese. Intanto l'elezione di Miss Africa Veneto, dove sarà? Quando sarà? Beh, sarà al Teatro Astra l'8 dicembre e inizierà alle 7:30 fino Di di sera, sera, immagino, spero, sì, 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 e fino alle 11:30, mezzanotte così. Anche te chiedo il nome, da dove arrivi? Allora, io sono Stefania e sono nata qui a Arzignano e vengo dal Ghana. Volevo correggere che l'evento e terminava, c'era scritto mezzanotte e mezzo, però più o meno quell'ora lì, 11, cioè dipende dai tempi che facciamo. Ma parteciperai anche tu? Sarai anche tu tra le possibili Miss o già sei così bella che non partecipi? No, non partecipo, sono organizzatrice. Ci sarà un biglietto d'ingresso? Sì, che costerà sui 10 euro a persona. Intanto il tuo nome? Ok, mi chiamo Kesha, E tu mi dicevi che hai due genitori, ma anch'io ho due genitori. ma nel senso che vengono da due paesi diversi in Africa. Mia mamma è nigeriana e mio papà è camerunese. E tu sei nata qui, giusto? Sì, sono nata a Ferrara. Sei nata a Ferrara. Ecco, questa adesso parliamo seriamente, che è una bella cosa quella che fate, è una cosa per giovani, ma qui speriamo che partecipino anche anche tanti del vostro paese, ma anche tanti italiani, perché visto che sentite l'Italia come vostro paese, sarebbe giusto che venissimo anche a conoscervi come persone. Ecco, lo scopo di questa serata qual è? Di comunque far vedere alle persone che c'è anche una Miss, oltre che italiana, può esserci anche straniera, però in Italia servono, cioè noi raccoglieremo i soldi dell'entrata che pagheranno per le borse di studio e i regali o i premi per la Miss, praticamente il computer portatile e la borsa di studio. Ti fanno fare il lavoro più difficile, ti fanno fare lo spot, eh? Ma visto che sei tu che suggerisci dietro di me, adesso un po', oltre che i premi, il vostro messaggio qual è? Oggi è un momento di crisi un po' per tutti, non soltanto, ecco, la crisi pure non è razzista, che la crisi non guarda in faccia a nessuno e colpisce tutti. E voi siete qui che studiate, siete tutti ragazze che fanno le scuole superiori. Ecco, state trovando difficoltà economiche le vostre famiglie come quelle italiane? Il fatto che vi conosco, che partecipino può aiutarvi in questo percorso?
Sì, la crisi ha toccato anche noi studentesse e tipo sugli abbonamenti, oppure c'è ancora chi non ha pagato la rata scolastica e questa Miss Africa aiuterebbe, i soldi che rimangono potrebbero aiutarci per la scuola, anche a noi organizzatrici, non solo alle Miss. Usman, sei conosciuto a Vicenza? Sì, abbastanza. Ecco, queste ragazze che si organizzano anche col tuo aiuto per presentarsi alla città e dire ci siamo anche noi italiane, ti ha colpito un pochettino, no? Sì, non soltanto a me da solo, ma a tutte quelle dell'Unione degli Immigrati e anche tanti vicentini che vengono a darci mano, a aiutarci su questo. E ci ha colpito tantissimo perché vivono qua. Potete immaginare quando una ragazza giovane ti dice che voglio studiare, non riesco, o io non voglio andare con i miei genitori a casa loro perché io sono di qua, allora colpisce. E dall'altra parte ci fa piacere che anche loro si mettono davanti perché il problema è loro che devono fare presente i problemi che hanno. Quindi questa situazione è drammatica, non drammatica, ansioso, dobbiamo intervenire prima che diventa drammatica perché alcune ragazze immigrate che vanno a prostituire oggi sulla strada sono state abbandonate da soli. Un po' di quelle ragazze sono anche cresciuti qua, chi non è nato qua è cresciuto qua. Allora queste ragazze noi abbiamo deciso come l'Unione degli Immigrati di affiancarli, di stargli dietro, di dargli mano per evitare questi disagi un domani. Ecco, oltre che i soldi per i premi che verranno dati il giovedì 8 dicembre, ecco, è importante che magari ci sia un po' di sensibilità per aiutare queste ragazze e i ragazzi anche stranieri a poter pagare le spese di scuola, perché oggi non è facile per gli italiani, forse non lo è ancora di più per gli immigrati che magari sono i primi a perdere il lavoro. Sì, questo sì, è vero, facciamo appello a tutti i cittadini di darci mano e queste ragazze non riescono a pagare né l'abbonamento né gli studi, allora alcuni genitori hanno perso il lavoro, altri da anni che non lavorano. Ci sono anche alcune ragazze che sono qua con i parenti, quindi sappiamo che è difficile anche per un italiano autoctono, figuriamoci con gli immigrati, però se riusciremo a dargli mano possiamo evitare tanti disagi come dicevo prima, quindi è importante di aiutarli, ciascuno di noi può fare un sacrificio, almeno un 5 euro, un 10 euro, quelle che sia un prezzo di una pizza per aiutare. Questi soldi si raccoglieranno la sera delle elezioni di Miss Veneto oppure c'è un altro modo per farli arrivare all'Unione Immigrati? Sì, c'è non soltanto il conto dell'Unione Immigrati che è lì, a memoria adesso non lo so, però c'è anche il mio numero di telefono, c'è il numero della nostra segretaria, c'è quello di alcuni volontari che ci aiutano. Diamo un telefono per chiedere informazioni. 327 54 31 916. Sei tu che rispondi? Sì, questo rispondo io direttamente. Allora nel pomeriggio c'è anche il numero della sede nostra 0444 02 25 34 che è il numero di telefono fisso dell'Unione Immigrati. Ogni tanto si può trovare qualcuno che risponde. Intanto come si chiama e da dove viene? Io mi chiamo Marina Grulovic, vengo dalla ex Jugoslavia, cioè sono nata e cresciuta in Croazia, ho vissuto e ho lavorato in Serbia. Dopo lo scioglimento della ex Jugoslavia io ho ottenuto 2 cittadinanze. Vorrei aggiungere a quello che ha detto Miriam che è bello sentirsi 50% da una parte e 50% dall'altra parte. Poi anche quello che ha detto che Choa proviene da un matrimonio misto dai genitori delle 2 etnie, si sente più ricca così. Do tutto il mio appoggio a queste ragazze, auguri di ottenere la cittadinanza italiana perché so cosa vuol dire nascere in un paese e non sentirsi parte di quel paese, è molto doloroso.